Per protestare contro il governo e il Ministero dello Sviluppo Economico, il MISE, relativamente al mancato sostegno economico alle 899 imprese radiotelevisive locali in procinto di fallimento per l'azzeramento della pubblicità, con la perdita netta di 3.600 posti di lavoro, mentre a un ristretto gruppo di televisioni scelte ad hoc vengono commissionati messaggi coronavirus nel periodo 2 dicembre-31 gennaio 2021, scandalosamente pagati alla iperbolica somma di 40.375.000 euro. Quali sono tali emittenti fortunate? Si chiede l'associazione REA nell'istanza presentata al TAR del Lazio dallo studio legale Parenti di Roma, con la quale si è costituito anche l'Ibersind-Confsal, il sindacato dei lavoratori del settore. Visionando l'elenco delle beneficiarie risulta che l'80,75% del fondo epidemia per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da Covid-19, pari a 40.375.000, è appannaggio dei soliti noti agganciati e protetti dall'onnipotente lobby del settore. Con il ricorso al TAR del Lazio, notificato il 7 dicembre 2020, l'associazione delle emittenti locali REA Conflavoro, l'Ibersind, Confsal, il sindacato dei lavoratori dello spettacolo, delle radio e TV locali e della RAI hanno richiesto la sospensiva cautelare del decreto del ministro Patuanelli del MISE ai fini di una ripartizione equa e trasparente del fondo, tenendo conto dell'esigenza di consentire a tutti le emittenti locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini. Oltre 300 i canali televisivi che venerdì 11 dicembre spegneranno il loro segnale ogni ora per 5 minuti per rendere partecipi i cittadini della situazione in cui si trovano le centinaia di radio e televisioni locali che operano localmente e quotidianamente e che tutti i giorni quindi garantiscono la vicinanza al territorio, danno voce alle istituzioni locali e sanitarie per comunicare con i cittadini in questo momento di emergenza sanitaria dovuto al Covid-19. Il ruolo delle radiotelevisioni locali è stato ed è fondamentale nell'informazione locale, ma lo è anche nell'intrattenimento durante la quarantena con programmi realizzati appositamente per fare compagnia a chi è stato obbligato a rimanere in casa per molte settimane. L'emittente della REA, Radio Televisione Europea Associata, in questi giorni stanno anche trasmettendo uno spot di protesta sul tema. Ci sono più di 1.000 aziende che tutti i giorni lavorano, entrano nella vita degli italiani e occupano migliaia di operatori. Oltre la metà di queste realtà non ha mai ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato, nonostante che in questo periodo di difficoltà abbiano continuato ad operare anche più di prima per offrire una puntuale e corretta informazione tutti i giorni e a tutte le ore, con un servizio di pubblica utilità. Sono le televisioni e le radio locali, quelle che entrano nelle case dei cittadini, che lavorano e vivono per la loro comunità. Un centinaio di emittenti televisive legate a lobby politiche si spartiscono decine di milioni di euro di contributi statali a fondo perduto e parte del canone che paghiamo per la RAI. La tua televisione locale non ha mai ricevuto alcun contributo, né dallo Stato né dalla Regione, neppure in periodo di Covid. Fino ad oggi ha però continuato ad informarvi tutti i giorni, sostenendosi solo con il proprio lavoro, con i propri sacrifici e l'impegno dei numerosi collaboratori. Nei vari decreti per il sostegno Covid, alle televisioni e le radio locali, nonostante un calo del fatturato del 90% dovuto alle restrizioni del governo, non è arrivato nulla. Eppure vogliamo dare anche il segno della presenza concreta dello Stato. Non vogliamo lasciare nessuno solo. Non vogliamo lasciare nessuno solo. Non vogliamo lasciare nessuno solo.